una manifestazione che ormai ha carattere regionale, non ha più un carattere locale, ha risonanza in tutta la regione. È una manifestazione notevole perché mette in mostra tantissimi prodotti locali e anche provenienti da altri siti della Liguria, quindi sta diventando sempre più ambiziosa e molto più gradevole da visitare. Cogliamo l'occasione per ringraziare Città Metropolitana per aver fornito il patrocinio unitamente a Regione Liguria, ad ANCI Liguria, oltre naturalmente alla Proloco che è l'ente che ha patrocinato la manifestazione e che ha curato tutta l'organizzazione. Sicuramente una manifestazione davvero molto importante ed essenziale anche per l'economia di tutta la Vallestura e non soltanto l'economia rossilionese, decisamente, quindi potete trovare eccellenze a chilometro zero dei nostri produttori locali, dell'artigianato, dei nostri produttori. Giunta la sua 26esima edizione. Ha sempre numeri molto importanti, si snoda su 2 weekend, il presente weekend che è quello che vede come principale manifestazione la mostra zootecnica unitamente al raduno dei trattori d'epoca, l'Aperaduno. Il prossimo weekend un programma esplosivo che va incontro ai gusti di grandi e piccini, in considerazione del fatto che avremo la castagnata con valoi in costume d'epoca e i nostri figuranti in costume e l'arrivo del treno d'epoca messo a disposizione da Regione Liguria. Quest'anno abbiamo voluto porre l'accento e l'attenzione in particolare sulla lotta al dissesto idrogeologico, una delle tematiche assolutamente che più bruciano sulla pelle delle amministrazioni locali. Abbiamo chiesto ad autorevolissimi e qualificati relatori di prendere parte al nostro convegno, che hanno saputo stare al fianco delle amministrazioni e soprattutto hanno potuto avviare anche dei progetti importanti sia nell'ottica della prevenzione e del presidio del territorio. Insieme a Città Metropolitana siamo riusciti a avere contatti diretti con il pubblico, diciamo con i consumatori o comunque con gli utenti della nostra città metropolitana e dare quelle informazioni, quel primo approccio di modo tale che il cittadino possa conoscere anche tutti gli aspetti a suo vantaggio, che possono essere dal microcredito piuttosto che a tutte le azioni che Città Metropolitana fa a favore dei cittadini sul proprio territorio. Questo è l'ultimo appuntamento di una serie di expo che siamo andati a coprire grazie alla collaborazione con il GAL genovese. L'idea di quest'anno per lo sviluppo economico della Città Metropolitana di Genova era quello di attivare una serie di stand informativi presso gli expo del territorio metropolitano, una sorta di mostra itinerante che in qualche modo permettesse di presentare quali sono i progetti e le attività principalmente legati allo sviluppo economico che Città Metropolitana sta mettendo in piedi o vuole mettere in piedi nel breve periodo a supporto appunto delle imprese e dei cittadini metropolitani.